Bentrovati al meteo. Condizioni anticicloniche, dunque bel tempo e caldo, anche se non si esclude una lieve instabilità. La situazione nel dettaglio di venerdì 26 luglio. Sul Veneto tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà, vediamo, al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio tuttavia sarà possibile qualche acquazzone sui monti che localmente potrà bagnare anche le pianure circostanti. Piogge meno frequenti invece sulle aree costiere. Attenzione a fenomeni anche violenti. Clima rovente con valori termici minimi tra 22 e 25 gradi. Per quanto riguarda le massime invece la colonnina di mercurio arriverà a toccare anche i 37 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo una giornata di bel tempo e ampio soleggiamento. Dal pomeriggio più nubi sui rilievi, ma senza piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 23 e 26 gradi, massime piuttosto calde, comprese invece tra 29 e 34 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige con ampio soleggiamento al mattino, mentre col passare delle ore potrebbe verificarsi qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime tra 22 e 23 gradi, valori massimi molto caldi sui 36 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.